c'è chi lo fa a reti unificate, sono presidenti che fanno ultimo dell'anno reti unificate, molto belli impettiti, e c'è chi lo fa a secco facendosi la barba, perché ognuno il suo stile. E allora nel 2013 lo archiviamo, no? Lo archiviamo con una bella performance di uscirne vivi, che già non è poco. Lo archiviamo facendo notare a chi dice un anno, perché ci sarà quello che dice un anno di merda. Io l'ho cominciato st'anno e fino a prova contraria, se non c'è qualcosa oggi lo finisco. L'ho cominciato con dei genitori ottantenni e lo finisco con dei genitori ottantunenni. L'ho cominciato con un lavoro e lo finisco con un lavoro. L'ho cominciato facendo delle polizze e lo concludo facendo delle polizze. Oggi metto l'ultima, abbastanza importante. L'ho cominciato con un italico e un teutonico sotto le chiappe e lo concludo con un italico e un teutonico sotto le chiappe. Potrei continuare così per 8 ore e mezzo. Francamente non me ne infischio, me ne vanto. Francamente sono contento, perché ritengo che la crisi sia un'altra cosa, no? Sia la devastazione, sia la caduta, la perdita. Francamente sono contento e secondo me sto male. Io penso che dobbiamo un pochino centrare il focus di quello che è veramente importante e di quello che è sostanziale. La mattina se ci svegliamo e se potremo fare la barba, credo che sia veramente la cosa più importante, lavarci, pulirci, aprire sti occhi e affrontare la vita, perché c'è qualcuno che vorrebbe fare le cose così semplici stamattina. Sono in tanti, non c'è bisogno di chiamarsi Michael Schumacher e prego per te, perché è chiaro che il personaggio pubblico fa più effetto, ma ci sono tanti amici sconosciuti che tutti i giorni hanno situazioni identiche e anche peggiori, perché c'è qualcuno che non si sveglia proprio. E allora secondo te sto male, viva la vita, il coatto è alto in cielo. Io adesso poggio a dormire la teutonica, prendo l'italica e vado a prendere le mie creature e me le porto a mangiare per l'ultimo dell'anno. Secondo te sto male? Ma fa un po' a te. Tanti auguri a noi, tanti auguri a te che studi, che lavori, che cerchi ore e che ti innamori, che non ami ancora e che amerai, che non c'è il teutonico ma lavorerai per questo, che vuoi una casa e ti romperai il culo per averla, che cadrai, ti rialzerai, inciamperai, esordirai, esulterai, ma viva la vita, ma tutta la vita, perché finché puoi farlo sei vivo. Bella per te e tanti auguri a me e a tutti quanti. Viva la life!